Cinzia Bonan, un anno tutto sommato positivo per l'occupazione trevigiana. L'anno si conclude positivamente con quasi 6.500 occupati in più rispetto all'anno precedente, a conferma di un trend occupazionale positivo per il mercato del lavoro trevigiano. L'ultimo quadrimestre ha evidenziato una flessione in negativo, ma la nostra ipotesi è quella di pensare che a gennaio, a seguito dei benefici e sgravi previsti nella finanziaria 2018, la ripresa ci sia già rimessa in moto. Eh, Si evidenzia anche ormai una netta trasformazione dell'occupazione trevigiana, delle caratteristiche dell'occupazione trevigiana che sta trasmutando da un settore all'altro. Abbiamo fatto proprio un'analisi sull'ultimo decennio per capire appunto, a seguito della crisi, come si era trasformata l'occupazione e abbiamo visto che i servizi, gli occupati nel settore dei servizi sono aumentati rispetto invece all'occupazione industriale che è diminuita. Recuperati posti di lavoro, ma la qualità di questi posti, voi dite, rimane precaria, quindi anche un appello alle imprese ad avere maggior fiducia verso il futuro e quindi a stabilizzare i lavoratori. Sicuramente vediamo che gli accessi nel mercato del lavoro quasi 9 volte su 10 avvengono sotto forma di contratti non stabili e prendendo in considerazione il fatto che la vita lavorativa delle persone oggi cambia molte volte, mantenere questa situazione di precarietà rischia di diventare strutturale e quindi dobbiamo trovare delle modalità per il quale assumere un lavoratore a tempo indeterminato non sia l'eccezione, ma diventi l'eccezione, al contrario, assumerli a tempo determinato. Dall'altro canto, un'altra considerazione è quella che il mondo dei servizi è sempre stato un mercato del lavoro abbastanza marginale. Oggi dobbiamo in questo ambito avere una maggiore attenzione anche con un occhio di attenzione maggiore a quelli che sono i salari in questi ambiti.